Parma-Napoli 1. Al gol Strefez, che non segnava da maggio 2025, da quasi un anno, e Scott McTominay, devo dire anche bel gol, su assist se non sbaglio di Rasmus Højlund, che ci ha fatto sognare, però come fa? Non potremmo mai sognare nella vita, non sono napoletano, non potremmo mai fare, non potremmo mai sognare nella vita. Vabbè, io intanto vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Sottocercato, Battra Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, io direi a questo punto se l'Inter pagata solo perdere l'Inter contro Como, cioè a questo punto se l'Inter vince oggi è finita, il sogno scudetto è finito, almeno continuiamo, proviamo a vincere per blindare questo secondo posto. Mancano 7 partite alla fine del campionato, che dire, ce lo dobbiamo aspettare che poteva finire o che perdevamo oppure che pareggiamo e così è stato. È raro che il Napoli vinciava a Parma, ma che ogni squadra vinca a Parma, perché il Parma è una squadra che ti mette in difficoltà, l'abbiamo visto che si chiude dentro, poi il campo del Parma è difficile, quando si va a Parma ogni squadra ha molta difficoltà. La Juve, mamma aspettavo, ma stasera l'Inter che fa? Mo non mi ricordo se l'Inter gioca alle 18, alle 18:30 oppure direttamente alle 9:20, alle 9:15. Spero che il Como faccia un'impresa, ma non penso di vincere, però è raro che vinca il Como nel campo dell'Inter. Vabbè, io ragazzi non posso più dire niente su questa partita, ormai quello che è andato, non possiamo più fare niente, dobbiamo solo pregare e sperare, veramente pregare in modo non allegorico, se così si può dire. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao, a giù.